queste sono ragioni dopo pranzo. Dopo pranzo, certe volte entrano appena vedo, o hanno discussioni a tavolino che l'hanno annerbati, gli spiriti sono appena galli, e tengono propositi che a dei giorni in mano non l'avrebbero mica tenuti. Conosco anche un fatto che si è passato una realtà, c'era una riunione con i meri di un cantone e autorità di un Stato e di altro, venute, e parlano, giole l'acqua, a fare i tragli bell'acqua dal paese, manca acqua, eravamo a pranzo, certi hanno vedo, uno si pesa e dice, d'acqua ne abbiamo abbastanza parlato, c'era anche a parlare di vino. Un si bottane a lei se ne hanno un sacco. E ciò che mi diceva, e diceva soprattutto il resto della famiglia, mio zio, quando era giù che usava assai, non voleva mica stare tranquillo, finiva per innervare tutto il mondo, là mi litigavano. E lo pigliava subito a Moivesa, dicendo, non si può mica dare, a lei se ne hanno un sacco. A lei si dà, ognuno sa che la serve a tufunare un goglio, un della da passare, un filo con un sbau. È qualcosa che è pinzuto. Allora, se muoio in un sacco un ferro pinzuto, a punta spunterà sempre. E un sidello pieno di vita brucerà sempre. Anche se mu le dega non si ungerà mica a farlo sta zitto. O signore, parlatemi sti burci. Quando qualcuno ripetia sempre le stesse affari, ai figlioli, ai zidelli in piazza, non fate mica rimora, sto qui a ante orme, no? Un benedetto mica sempre attirava quello qui, si faceva un rumore, o a vicina, e lì ne sono sempre non morto, e lì mi stava assente, l'affare continuavano come nenso. Allora la persona diceva questo, dice, lì mi stava assente, quanto a Dio, signore, parlatemi sti burci. Vuole pigliare 3 colombi con una fava. E se lui c'è 3 colombi, avrebbero bisogno di una fava per uno. E non è mica ciò che lui cerca a fare. E allora vuole Icchi, infatti, vuole riesce un affare rosso mettendo mezzi piccoli. Non si ha mica bene, ma sperare riesce. E allora dicevano, ma no, viaggerà mica, no. Si piglia mica 3 colombi con una fava.